Signori, arrivederci. Scusa, il lavoro per cominciare a fare E ti corro, non cominciare in mezzo, perché se si comincia in mezzo siamo fregati, non va mai benissimo. Allora, guarda, stai attenta. La volete per i ragazzi? Adesso vado, ma... Sì. Quindi dobbiamo rispettare le regole. Ok. Dopo che fai così. Adesso vado a prendere. Sono mica ce l'hai, perché fai una cosa di trattarello? Ma mi sembra se è possibile, tutti grandi e uguali. Sì. Allora porto tutto, Mario, 2 minuti vado a prendere. Sì, vedi? Poi vedi, devi rispettare. Olga? Ok? L'oliva, apparecchio, piano cottura, lavello. Sì, 1, 2, 3, frasi. Riprendiamo un po' quello che abbiamo un po' anche detto ieri, nel senso presentiamo un po' Mario Bianchin, detto il Caramello. Eccoci qua. Allora, ore 5, grazie a tutti coloro che sono venuti qui oggi. Questo evento è partito ieri sulle 3 e siamo ospiti del Bed and Breakfast La Rinascita di Susanna Trentin, che ringraziamo sempre, costantemente ed enormemente per darci sempre in concessione gratuita questo spazio e sostenerci anche con tutto il supporto, diciamo, che vedete intorno. Oggi siamo qui con questa manifestazione che vede un artigiano, un uomo, una realtà di Ponzano e le sue opere. Prima di farlo parlare, ovviamente, perché lui è ansiosissimo di parlare, non vede l'ora di parlare, di dire 1000 cose, di intrattenervi con un po' di barzellette. Allora, prima di parlare invece vorremmo che voi sapeste chi è Mario Bianchin, nel senso magari qualcuno di voi lo conosce perché, vabbè, è di Ponzano, qualcuno lo conosce perché magari gli ha fatto qualche lavoretto in casa, qualcuno lo conosce perché magari ne ha sentito dire, però effettivamente ogni volta che anch'io oggi lo riprendevo per fare un paio di video, ogni volta viene fuori qualcosa di nuovo, per cui effettivamente questo uomo che sembra così tutto un pezzo, che è un po' cartocciato così, no? effettivamente è una miniera di esperienza da una parte e soprattutto di storia dall'altra. Una storia che è partita dal territorio qui di Ponzano, da quello che è o era il Borgo Ruga, per poi andare all'estero, per poi tornare in Italia, per poi avere proposte di ogni dove, ma soprattutto è una persona che prima di tutto è un uomo, per cui un uomo che è legato strettamente alla sua famiglia. Adesso inviterei qui appunto Claudia Franco, la nostra lettrice, che sempre ci supporta, sempre ci segue, sempre ci sostiene e sempre ci dà la sua opera appunto in maniera molto eccessa, perché ascoltiate dalle sue parole, diciamo, un po' di biografia di Mario Caramello. Biografia di un artista scritta da Arianna Bidoli Anselmi. Biografia di Caramel, ovvero Mario Bianchin. Mario
Nasce a Ponzano Veneto il 29 maggio del 1946, nella borgata Borgoruga, da Domenico Bianchin, detto Emilio, e da Santina Pizzolon Ticino, dopo la sorella Carmelina e il fratello Pietro. Mario inizia a lavorare giovanissimo, appena tredicenne, presso la ditta Menuzzo, sita in strada Ovest a Treviso e produttrice di vasche biologiche in cemento. L'anno successivo parte per il Sud Tirolo e ci resta 5 anni lavorando come muratore. È per lui un periodo difficile. È distante dalla famiglia, che vede solo a Natale, ma ne conserva un buon ricordo, anche perché imparò a fare il muratore. Tornato a Ponzano, inizia a prestare servizio presso diversi artigiani e nello stesso periodo lavora anche alle finiture del grattacielo Turi a Pisa con la ditta Sardelli di Pieve di Soligo. Nel 1965 Mario si iscrive alla Camera di Commercio come artigiano edile, ma subito dopo, nel 1966, si trasferisce in Svizzera, dove rimane per soli 7 mesi, proprio non contento dell'esperienza. È il 1967 che lo vede partire per il servizio militare nell'aeronautica e dopo il CAR frequenta il corso per aiuto pompiere e presta servizio alla 6ª Aerobrigata Gheni di Brescia. Terminato il periodo di leva, nel 1968 ricomincia il suo lavoro di artigiano, lavorando per altri, ma anche costruendosi con tanta buona volontà e pazienza la sua casa in via Camalò, che termina nel 1972, anno in cui si sposa con Grazia Piva. Dal loro matrimonio nascono le amate figlie Cristina e Michela. Da anni però Mario sente dentro al cuore il bisogno di andare oltre, di fare qualcosa in più, di mettere in pratica tutto quello che da quando era giovane ha imparato. È un fuoco che gli brucia dentro, insieme alla passione per l'apprendere sempre cose nuove. Nel suo mestiere. Pausa pubblicità. Allora, riprendiamo e ripetiamo ancora che Mario aveva una grandissima passione per l'apprendere cose nuove nel suo mestiere che ama davvero tanto. Vuole creare qualcosa di suo, di assolutamente personale e di particolare. È così che da autodidatta, provando e riprovando, senza però mai essere soddisfatto, cerca e ricerca varie tecniche, quasi ossessionato da questo hobby del mosaico, che comincia ad occupargli quasi tutto il tempo libero. Continua a non essere completamente appagato, ma un giorno la figlia gli propone di fare un orologio e da lì esplode tutta la sua fantasia. Si sbizzarrisce con diverse tecniche, dagli impasti al mosaico, con i più svariati materiali come vetro, sassi, marmi, cotto, mattoni, piastrelle, ma anche con i colori, che se lui non trova questi colori, crea degli impasti di cemento con ossidi metallici, varie granaglie e acqua. Comincia così la realizzazione del suo sogno, costruendo oggetti di ogni tipo, orologi,
tavoli da giardino, piani per cucine, meridiane, rosoni, scale interne ed esterne, caminetti e stufe e molto altro. Nel 1986 avvia un'impresa edile in proprio e dal 1995 inizia a partecipare a diverse mostre locali e provinciali. Nel giugno 1998 l'autorevole rivista La mia casa di Alberto Peruzzo editore gli dedica una pagina che dice di lui che è uno dei maggiori abili artigiani del Veneto, capace di assemblare con maestria sassi, tozzetti di marmo e di vetro per dare forma a stelle, quadranti di orologi con numeri romani, palladiane, greche e terrazzo veneziano. La rivista lo elogia a tal punto, pubblicando anche immagini che lo ritraggono all'opera, che Bianchini viene cercato anche all'estero, dove gli vengono offerti lavori di vario tipo. Ma Mario Bianchini è, oltre che un abilissimo artista, un padre di famiglia e per amore delle sue figlie rinuncia a viaggiare e rifiuta quello che all'epoca probabilmente ben pochi avrebbero rifiutato. Oggi è un nonno amatissimo. È un nonno che dice di non essersi mai pentito di quella sua scelta e lo dice con gli occhi pieni di gioia e di affetto per tutti i suoi cari. Nel 2007 gli viene conferito il Mastro d'Oro dal gruppo artistico-culturale Milo Burlini, casualmente nel giorno che coincide con il suo 35° anniversario di matrimonio. Nel 2012 tiene un laboratorio nella scuola primaria di Selva del Montello con le classi quarta e quinta e questa esperienza con i bambini lo emoziona e lo gratifica moltissimo e si è visto anche ieri con i nostri bambini la passione e l'anima che ci mette nell'insegnare. È membro attivo del Borgo Ruga ed è per questa contrada un punto di riferimento fondamentale nell'organizzazione delle numerose manifestazioni. Sue opere si possono ammirare in tutta la provincia trevigiana e nel bellunese, ma non solo. Sue opere sono a Milano, in Sicilia, a Torino, a Verona e persino in Germania e in Francia. Ora Mario è in pensione, continua a lavorare senza sosta nella sua nuova casa, da lui stesso rifinita, con grande amore. Mario non si stanca di sperimentare, di creare, di provare, trovando nuove soluzioni attorno a quelle pietre, a quei colori, a quegli impasti che da sempre gli tengono compagnia e che lo rendono uno dei più grandi artigiani e artisti della nostra bella provincia. Un uomo che partendo da se stesso ha costruito il suo sogno. Testo di Arianna Bidoli Anselmi. Grazie Mario. E grazie Claudia. Grazie infinite Claudia. E ecco, questa abbiamo fatto una cornice di Mario. Abbiamo fatto una cornice di Mario, però ieri abbiamo avuto occasione appunto di avere come ospiti appunto il presidente del Borgo Ruga, abbiamo avuto l'amministrazione comunale, abbiamo avuto anche la segretaria dell'associazione Milo Burlini che all'epoca aveva dato praticamente consegnato di mano appunto il premio del Mastro d'Oro e questa sera ci chiedevamo chi poter invitare, no?
E secondo voi chi potremmo invitare stasera? E Prete? Prete non se ne vengono, cosa posso fare? Se viene gli faremo dire due cose. L'abbiamo richiamato. Sì, se può viene, infatti è assolutamente benvenuto. No, invece, allora, mi permetto di chiedere se può venire qui la moglie. Perché ieri, l'altro ieri, il mese scorso... La moglie sostiene il marito anche... Beh, dai, non la faccio parlare, signora. Prometto di non farla parlare. Facciamo solo una fotografia assieme. Prometto. Attenzione, 3, 2, 1, applauso. Grandioso, beh, Anche mi sono permesso di perché, basarla. Guarda. Franco, tu devi sapere che lei mi ha detto che porta Venga la signora Trentin, signorina. Senti com'è essere... Perché lei è una grande donna, perché ieri... Microfono. Non si sente? Sì, adesso sì. Ecco, perché mi ha detto che lei è molto orgogliosa di suo marito, però che ha sempre portato tanta pazienza. E allora, vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna. E veramente questa coppia è meravigliosa. Credo che meriti un grandissimo applauso. Grandi, grandissimi. Ecco, e questo appunto è il risultato di questa entità del più e del meno, del femminile e del maschile, ha dato genere a questo. Per cui se noi oggi siamo qui, se noi oggi possiamo apprezzare tutte queste opere, se noi in qualche modo siamo grati a qualcuno, prima di tutto siamo grati a questa grandissima coppia che un po' ci deve anche fare da esempio. Ecco, questo è un po'... Ecco, questo volevo solo dire questo. Per cui nell'intimità, come posso dire, nelle piccole cose. Femmine. Difatti stavamo commentando, adesso stanno imparando lì a fare il mosaico. Appena che arriva a casa, femmina, c'è il bagnetto da fare, c'è qua da fare. E gli uomini serve per fare questo, dopo alla fine strucca. No, per cui questo è un po' la cosa. Allora, dobbiamo ringraziare loro, però dobbiamo ringraziare ovviamente la Susanna Trentin per la disponibilità che ci ha dato appunto del bed and breakfast alla rinascita. Dobbiamo ringraziare Claudia Franco per la lettura e tutto il sostegno che ci ha dato, Arianna Bidoli, scrittrice appunto, che ci ha permesso dei testi, Camillo Campobasso, che senza di lui non saremo qui neanche noi, nel senso che sono tutte quelle figure magari marginali che effettivamente però alla fine 1 più 1 più 1 dà una somma totale che è molto di più della somma effettiva dei numeri, ecco. Per cui ecco, questa sera abbiamo invece un ospite che non è proprio, come posso dire, l'abbiamo agganciata adesso, ma ho paura che adesso farà delle difficoltà, ecco. Giorgia Polegato, vieni qui. Giorgia Polegato chi è? È quella persona che abbiamo scoperto in questi giorni, ce l'ha presentata Mario, ed è effettivamente una persona che si è resa disponibilissima, ma soprattutto capace e intenditrice di vini. Tutti i vini che voi avete assaggiato oggi sono da lei forniti perché è sommelier, e adesso avrei piacere che tu dicessi 2 parole. Benvenuti alla mostra dell'artista Mario. Sono fiera di essere qui per ammirare le sue opere d'arte e prestare servizio al suo buffet. Mario è un artista trevigiano che ha saputo dare vita a un'arte che tutt'oggi è dimenticata da noi giovani. Creare queste meravigliose opere è come creare il vino. Per entrambi ci vuole passione ed dedizione. Per questo vino e arte si sposano perfettamente in questa meravigliosa cornice del BB La Rinascita. Grazie Susanna, Mario e Maria Grazia per avermi dato la possibilità di essere qui oggi. Grazie a te Giorgia di averci fatto assaggiare, ma soprattutto con un grande affetto appunto, quelli che sono i prodotti della vostra ditta in cui lavori eccetera, e che effettivamente ci ha fatto scoprire un prodotto tipico nostro, locale, che oltre a quello di Mario effettivamente dà un pregio anche a questo territorio. Ecco, questo è un po' quello che effettivamente anche attraverso queste esibizioni ed eventi a noi piace fare mese, ecco, questo. E concludiamo solamente, prima che voi abbiate la possibilità appunto di avere chi è arrivato da poco, di poter vedere la mostra
altri appunto di poter scambiare due parole con Mario, eccetera. Ecco, solo un piccolo dettaglio che magari a volte sfugge quando si va a questo tipo di eventi. Vedete, qui vedete tante opere, un po' diverse, una dall'altra, sicuramente di una personalità un po' così poliedrica, dove ci sono delle sculture, ci sono dei quadri fatti in un modo, quadri fatti in un altro, eccetera. Ecco, ponetevi sempre una domanda quando vi mettete di fronte a un'opera, qualsiasi sia, che sia un tavolino, che sia una scultura. Chiedetevi da dove è nata. Chiedetevi l'impegno, la creatività, qual è stato l'impulso, diciamo, che ha fatto scaturire proprio quell'opera, non le altre, quella che state osservando. E chiedetevi dal primo impulso poi cosa l'uomo, in questo caso Mario, appunto, ha dovuto fare per riuscirvela a far apprezzare, per cui a proporla, a costruirla e per cui a proporla. Ecco, questo passaggio, secondo me, di opera in opera è un passaggio dovuto, perché in qualche modo rende onore allo sforzo, allo sacrificio, ma soprattutto alla bellezza dell'artista. Grazie di essere stati qui questa sera e ci sentiremo quanto prima. Grazie ancora, grazie Mario. Ringrazio Susanna che ha insistito con poco, se do una mano e mezzo che mi sta lì. E sono di dire che di sì o sono stato costretto a dire che di sì. Dopo ringrazio a tutti i collaboratori, non faccio il nome perché tutti non ricordo. Siete stati molto buoni e mi avete incoraggiato bene e altro non dico, vi ringrazio tutti, anche gli ospiti. E là c'è un buon bicchiere di vino, se andate a prenderlo mi fa piacere, sempre di tasca mia. Non l'avevamo detto, ma... E l'ho fatto volentieri, non ho altro da dire, grazie a tutti lo stesso. Grazie ancora. Proprio no. Adesso che l'hai messo su però il fatto è che pensavo un po' più urgente. Sì, un po' di più, ma comunque un po' di parola. Ma che finisce stasera? Vabbè, ma dopo così. Ma noi riproporremo un altro anno. Mario, si potrebbe. Allora, camminate un'altra volta, vieni, chiese Mario. No, beh, prima lei, dico che sarà un evento e dopo ieri gli ho detto se meglio che era ieri che non ieri. adesso aspetta perché c'erano persone che mi avevano detto, poi probabilmente gli era sfuggito, ho detto aspetta che ciao. Sei arrivato adesso? Non ha sentito 10 minuti. Non ha sentito il discorso. No, perché no, la storia di Mario non la Golletta. Sapevo che venivi. Certo. Ah, c'è lo che aveva scritto. Certo. Io presente, mi ho messo presente. Io ti ho messo metallica, certo. Infatti ieri è arrivato il pomeriggio, ho messo una mara che Dice anche a Walter. Walter? No, è dal Barone. No, giusto poi lei.
Anche vedere la classe. Ma queste maschere qua le ha fatte lui? Sì. Non mi ricordavo. Tutto bene? Tutto bene? Insomma. I Tisea sui capelli di Roma non c'è, perché per camminare, non ti fai la parola, non è vero? Ma che bella giornata, perché le menine sono Dove insieme Soraya? Via, se no vi faccio trovare Naturalmente io c'è che un barbiere devo provare. Allora, cosa è successo? Eravamo venuti a Caceo. Cosa è successo? Ho vinto, non so, proprio nelle capo. Un giorno ho avuto qua, oggi penso che è Murelli, perché ho bisogno di Murelli. E guarda, ma ora ho detto, guarda le mie batterie. Ah, non posso, no, ho avuto, grazie a Cristo, non sarà. La sua Merano si operava la frattonera e qui strette da fare i spigoli, di legno. Ah, sì. Una è stata più grande, a patrona, ma entrava per buttare sì, sì. E dopo si operava per fare il grezzo, perché stava del più, era una più grande così. Questo dato, come sacco, con i ferri, che ha visto. Sì, abbiamo qui con noi una grande figura per Ponzano. Abbiamo qui con noi più di un quarto di secolo di storia di Ponzano. Abbiamo qui Donaldo, che aspettavamo da ieri ed è arrivato oggi anche per concludere la festa. Ecco, per cui un discorso di chiusura. Beh, non proprio un discorso. Io ho detto che i grandi artisti vanno onorati e vanno ricompensati da vivi, non da morti. Ma perché da morti dopo... E quindi questa è una bella cosa. Dopo io sono qui perché si deve sempre obbedire ai superiori. Allora io sono stato un semplice manovale e chi avevo come datore di lavoro?
come mio principale avevo il grande artista Mario Bianchin. E quindi io sono onorato, un domani potrò sempre dire, quando passerà la storia, che aveva come manovale il parroco. Credo che nella storia, di solito, i parroci non che fa da manuai se non alle grandi personalità. E quindi mi penso... Sui stava abbastanza, no, mi mandava via veramente. Questo è quello che tu dici. Che intrigava. E mi mandava via. Io ero amico il camionsin, davano a Maria a tor i sacchi di roba. Mario mi dice cosa voglio fare, cosa non voglio fare. E però era bravo perché non beveva, non bestemava, manco poi ecco. E Robin si veniva fuori bene perché delle volte con certe parole uno dice risolvo il problema con secata in gattia e invece non risolve i problemi e noi altri due siamo andati sempre d'accordo. Dopo un cugnato prete di grande valore, parroco di Riese San Pio X, se non sapete, quindi insomma Monsignor va bene, diciamo la verità, ecco, e quindi sei un po' imparentato col Signore, e dopo veniva in chiesa, e se non veniva in chiesa lavorava tutto il giorno in chiesa per restaurare, perché il lavoro più bello mi penso per la chiesa, per il Signore deve fare. E in ginocchia e mi dicevo, Signore, guarda, si inginocchia e si ha tutto il dì qua davanti a te, quindi anche questa si preghiera. Quindi Mario, mi non so, ma ho paura, perché qua ho anche accettato di fare il manuale di essere manco di te, ma in paradiso cavaria caro di essere che cosa più di te. E quindi ho paura che anche in paradiso te va più alto di me, perché ti si sta più in chiesa più di me. Ecco, questo è l'omaggio che io devo al mio maestro, che Tony Micein, non posso non ricordare Tony Micein, perché a Cesarina si ha in casa di riposo adesso, e lo chiamava il mastro, ma non c'era buono di dire mastro, che diceva mostro. Ma mica so latino, perché ho fatto il professore di latino per 40 anni. Monstrum non vuol dire come noi altri pensiamo un mostro, una cosa mostruosa, ma è una cosa meravigliosa. Quindi Tony Micein, che ti chiamava mostro caramello, e diceva che sì, il meraviglioso monstrum in latino vuol dire proprio meraviglioso, grandioso, ammirabile, eccetera. Mario, di più non posso dire perché se no qua in paradiso veramente te ciapi il mio posto più alto e mi secca, perché che te mi comandi qua accetto, ma in paradiso non riesco a dire che comando non stanno più di più. E un bel applauso. Rompevo, non ero del mestiere, sa. Facevo meglio che potevo. Un consiglio puoi sempre dare. Qui volevo domandare, ma io ho paura di insegnare l'arte perché mi sono uno che impara anche e ora io voglio essere meglio di me. Mario, sì, è vero, lui piaceva solitudine, lavorare in solitudine. Mi ciò che domandavo, maestro, come sia che si fa, come non si fa? Mi sono stato professore, no? E mi spiegavo che spiegavo, ma io non volevo perché i segreti sono i miei, spiegavo le robe che io spiegavo, ma io ho i segreti del mestiere e uno si tiene cari i brevetti che uno ha inventato. Comunque così sta, a fine siamo sempre andati d'accordo, Mario. Sì, tutto sommato, così mai sta. Siamo andati d'accordo in tutti i sensi. E sono qua anche per dirti grazie, che ho detto, Mario, se mi inviti tu a venire, un pomeriggio io domenica verrò. E partì, dico, per la riconoscenza che ho nei tuoi confronti, per tutto quello che ti hai fatto, non posso non venire, perché mi ricordo, Mario, la roba che mi ricordo, che quando abbiamo messo posto la casetta del sacrestano si trattava di fare anche l'impianto della luce, ma di metterlo dentro,
E per mettere dentro su un muro di pietra bisogna tagliare e fare la scanalatura, non so come i sassi. E non viene anche per là, io devo domandarlo, perché bisognava tagliare col flessibile il muro e a polvere e a cipria che non si ciapa, non si neanche da dirlo. E Mario che ho godito mezzo parole, Mario, ma là mi faresti tu il piacere che fermo dentro in modo da fare la roba qui, non l'impianto esterno. E mi ha detto di sì. Ho detto un buon fraio, e mi ha detto mi metto un fazzoletto bagnato e là te che lavora, là te go a mirare Mario perché un lavoratore come te non che ne sei in circolazione, tanti, adesso non voglio fargli torto. Bene, e un bel applauso al nostro maestro che ho fatto un mito che possa poi imparare, anche da io. Ecco. Grazie Roaldo. Ti leggo di te, ma sono in scuola da te. A me strate che a scattare, e mi te go vai un risato. Sono amica, che brava, ce l'hai? Perché fai una cosa di trotterello? A me sembra Prestemelo tutta casa e allora posso il lavoro per cominciare a fare e ti corro, non cominciare in mezzo, perché se si comincia in mezzo siamo fregati, non va mai benissimo. Allora, guarda, stai attenta. Vado a prendere le tavolette per i ragazzi, adesso vado, ma. Sì. Bene, bisogna rispettare le regole. Ok. Dopo che fai così, adesso va a prendere